non era facile riuscire a recuperare il 3-0 della partita dell'andata, ma partivamo da 0-0 in questa partita. Sicuramente le nostre aspettative erano diverse, sicuramente per come abbiamo approcciato la partita non siamo stati noi stessi. Secondo me abbiamo dovuto prendere un gol e poi anche il secondo per riuscire un pochettino ad avere una reazione più nervosa che tecnica sul campo. Nel secondo tempo invece abbiamo alzato un attimino, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e le cose sono andate meglio, abbiamo occupato meglio gli spazi, abbiamo avuto diciamo qualche situazione interessante da poter concretizzare e niente dai. Però devo dire che nel corso delle due partite fatte il Milan ha meritato sicuramente il passaggio del turno, anche se nella prima gara fatta in casa il risultato è stato un po' troppo severo nei nostri confronti, anche perché il Milan ha creato 3 occasioni e ci ha punito quando noi abbiamo avuto altre situazioni per poterle riaprire. In questa partita invece hanno meritato sicuramente loro, quindi ci lecchiamo le ferite, andiamo a casa amareggiati perché ci tenevamo a questa competizione, però abbiamo la consapevolezza di aver dato il massimo. Ci prepariamo ora bene fisicamente e mentalmente a recuperare tutte le energie disponibili, perché sabato abbiamo un'altra partita contro di loro per fortuna, e questo è quello che ci preme di più. Siamo un po' iniziato con un po', abbiamo perso all'andata, ma non meritavo questa sconfitta. Oggi un po' di più perché AC Milan è un po' più forte che noi. Penso che dobbiamo portare la cattiveria per vincere sabato.